Corte Costituzionale la norma regionale che vincola l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare alla residenza in Veneto da almeno 5 anni. Il presidente Zaia difende lo spirito del regolamento, ma le opposizioni attaccano ora rivedere la legge. Nella giornata della terra diffusi i dati di Legambiente sulla qualità dell'aria nelle città italiane. In Veneto 4 delle 8 città più inquinate, a Milano il vertice dei sindaci della pianura padana. Autovelox, il sottosegretario dell'Interno Molteni interviene sulla sentenza della Cassazione sul nuovo codice della strada. Cercheremo un equilibrio tra legalità ed esigenze degli enti locali. Tragedia in A22 all'altezza di Nogarole Roca, camion tampone, un tir fermo per un incidente, perde la vita il conducente di 25 anni. Mercoledì alle 15.30 al Duomo di Castelfranco Veneto i funerali di Monica Reginato, l'alpinista di 55 anni morta a Cortina. Il fratello racconta la grande ondata di commozione e affetto seguita all'incidente. È stato denunciato dai finanzieri di Schio l'evasore totale che non aveva dichiarato al fisco ricavi per oltre 300.000 euro. L'uomo ha percepito inoltre nel reddito di cittadinanza. La visita del pontefice domenica a Venezia che Antena 3 trasmetterà in diretta. Non solo in laguna si potrà seguire Papa Francesco, anche a Mestre sarà predisposto un maxi schermo. Il telegiornale del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo dal sondaggio che Ring vi propone questa sera. Al centro c'è il tema degli autovelox con l'ultima sentenza della Cassazione che di fatto differenzia gli autovelox autorizzati da quelli omologati. Questo è il quesito a cui vi chiediamo di rispondere. Autovelox non omologati, e allora spegnerli tutti? Diteci la vostra, come sempre, attraverso una telefonata ai numeri che vedete in sovraimpressione. Ricordiamo che la chiamata è sempre gratuita. E poi siamo alla sentenza. È stata bocciata dalla Consulta la norma regionale che vincola l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare a persone che risiedono in Veneto da almeno 5 anni. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, difende il regolamento, ma l'opposizione attacca. Edilizia residenziale pubblica. Il principio della precedenza ai veneti si infrange sulla sentenza depositata in queste ore della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma adottata dalla Regione secondo cui il requisito per chiedere un alloggio è la residenza nel territorio da almeno 5 anni, anche se spalmati non necessariamente in forma continuativa nell'arco degli ultimi 10 anni. Incostituzionale per la Consulta vincolare l'assegnazione alla residenza prolungata nella Regione, condizione in aperto contrasto con l'aiuto di cui necessita un soggetto in emergenza abitativa. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, prende atto ma non condivide. In Veneto, ribadisce, abbiamo scelto di premiare chi, cittadino italiano o cittadino straniero, non fa differenza, nella nostra terra ha un progetto di vita, e non chi arriva oggi e pretende gli stessi diritti di chi risiede in Veneto da tempo. Io credo che dare un ordine di attribuzione a chi vive nel nostro territorio sia qualcosa di giusto e di sacrosanto. Sarebbe bene che anche il governo legiferasse in questa direzione, in modo da fare un po' di chiarezza e attribuire un diritto a chi è nel nostro territorio da più tempo e a chi vive nel nostro territorio e ha un progetto di vita legato a questa terra. Visione antimeritocratica di un bene prezioso come la casa, rincara Villanova, ma la sentenza della Consulta non meraviglia affatto le minoranze di Palazzo Ferrofini che si aspettavano uno stop. A nostro avviso il provvedimento, già quando è stato votato, aveva forti criticità e quindi il nostro voto contrario era legato a questo aspetto, ovvero anche a quello che poi è stato manifestato dalla Corte Costituzionale, una lesione dell'articolo 3 della Costituzione, quindi sotto il profilo sostanziale ci deve essere una garanzia di uguaglianza tra tutti i cittadini. Questa è una norma che abbiamo sempre sostenuto che è obsoleta, superata, una bandierina ideologica di un partito che continua a vivere di spot e non affronta i problemi della nostra regione, e che è una norma che va contro la crescita della nostra regione, che ci isola e ci decontestualizza su un settore, un segmento produttivo dove dobbiamo essere soggetto attrattore e non estraniarci dal resto del mondo che continua a crescere. Serve una modifica seria della legge sul tema, ma servono soprattutto finanziamenti costanti e adeguati alle richieste per andare a coprire anche chi oggi non rientra nelle graduatorie ATER, conclude Elena Ostanel, capogruppo del Veneto Che Vogliamo, che ha chiesto formalmente all'assessore Cristiano Corazzari di riferire in aula sulla volontà di riformare una legge considerata discriminatoria per le fasce più deboli della popolazione. La sentenza della Cassazione sugli autovelox autorizzati ma non omologati, oggi ne ha parlato il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni.
C'è un codice della strada che è in via di definizione, quindi bisogna garantire sicurezza, che diventa fondamentale secondo un principio di legalità e secondo un principio di giusto equilibrio con le esigenze degli enti locali. Parte da questo presupposto il sottosegretario all'interno Nicola Molteni nel commentare una vicenda che sta creando non pochi interrogativi per tutte quelle multe prese lungo arterie come la tangenziale di Treviso, su cui operano dispositivi di rilevamento autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture ma non omologati. Il caso specifico riporta l'accoglimento da parte della Suprema Corte dell'impugnazione presentata dall'avvocato civilista Andrea Nalesso, multato nel 2020 e ora protagonista con la nota sentenza di un vero e proprio spartiacque. L'autorizzazione infatti da sola non basta, ci vuole anche l'omologazione come prevede il codice della strada. Il governo agirà e lavorerà esattamente in questa direzione, in collaborazione, secondo me assolutamente fondamentale, con le autonomie locali, con gli enti locali. Già, proprio gli enti locali ora preoccupati, con i sindaci in testa, per il futuro delle finanze pubbliche. Questo è un governo che ha grande attenzione nei confronti degli amministratori locali. Faccio parte di una forza politica, la Lega, che esprime sindaci e amministratori locali, ritiene il valore dell'autonomia territoriale un valore fondamentale di crescita, di sviluppo e di modernità. Io credo che qualunque soluzione deve essere adottata deve essere fatta in collaborazione e in sinergia strutturale e sistemica con gli enti locali. Quindi ci sarà massima collaborazione, nulla verrà fatto sulla testa degli amministratori locali. Altro aspetto prioritario da non trascurare è quello della sicurezza stradale e quindi sul ruolo preciso degli autovelox. Gli autovelox, soprattutto dopo la sentenza della Corte di Cassazione, non possono essere uno strumento per fare cassa, sono uno strumento fondamentale per garantire sicurezza, per garantire la sicurezza dei cittadini, per garantire la sicurezza stradale, per garantire la sicurezza degli utenti. Nella giornata della terra diffusi i dati di Lega Ambiente sulla qualità dell'aria nelle città italiane, purtroppo il Veneto ha un triste primato. La situazione è grave anche se andiamo a guardare le centraline non delle città capoluogo, che spesso sembra non esistano, in realtà ci sono anche quelle ed hanno dati preoccupanti, anche le centraline così definite rurali da ARPAV, cioè quelle che sono collocate in aree non densamente abitate. Essere sul podio questa volta non ha niente di meritevole, anzi il Veneto è maglia nera per gli sforamenti di PM10. Da gennaio a marzo 2024 sono già 8 le città italiane fuori leggi per le polveri sottili, avendo superato il limite previsto per il PM10 di 35 giorni in un anno, con una media superiore a 50 microgrammi per metro cubo. A rivelarlo sono i dati sulla qualità dell'aria diffusi da Lega Ambiente in occasione della giornata della terra. La metà di queste 8 città sono venete. La prima è proprio Verona, con 44 giorni di sforamenti nei primi 91 giorni dell'anno, seguita da Vicenza con 41, Padova 39, all'ottava posizione Venezia con 36. Al limite c'è Treviso con 35 giorni di sforamento e Rovigo con 34, dunque si salva solo Belluno. Non possiamo affidarci ovviamente al meteo, alle condizioni di pioggia piuttosto che di neve per essere felici, tirare un sospiro di sollievo. Purtroppo la qualità dell'aria migliora troppo lentamente rispetto alla condizione orografica di questo territorio, che chiaramente mette in difficoltà i cittadini per l'aria che respirano, e serve quindi agire non solo sul meteo, perché non dipende da noi, ma agire su tutte quelle fonti di inquinamento che possiamo normare, ripeto, partendo dal traffico urbano, che ovviamente va ridotto, incentivando la mobilità ciclabile, le zone 30, le strade scolastiche, piuttosto che il trasporto locale, che deve essere supportato adeguatamente. A Venezia, Padova e Verona ci sono state anche giornate in cui lo sforamento ha raggiunto una quota doppia rispetto ai 50 microgrammi per metro cubo. Purtroppo è un miglioramento troppo lento, non possiamo cantar vittoria, insomma, se respiriamo molto meglio di 15-20 anni fa, ma ancora non abbastanza bene da garantirci una riduzione degli impatti sanitari, che ovviamente gravano sulla nostra salute, sull'aspettativa di vita, ma gravano anche sui costi che andiamo a sostenere come cittadini, perché i costi sanitari in capo alle regioni, ovviamente ai territori, sono costantemente in aumento per
tutti i danni correlati all'esposizione agli inquinanti atmosferici. A Milano, intanto, il vertice dei sindaci della pianura padana ha firmato un patto per la qualità dell'aria che parte da un assunto essenziale: respirare un'aria pulita è un diritto fondamentale di tutte e di tutti. Nel documento i sindaci chiedono al governo di rendere disponibili con urgenza investimenti dedicati a ridurre l'impatto sull'ambiente dei trasporti di persone e merci e delle attività agricole e industriali. Per i sindaci che chiedono un intervento anche dell'Europa servono investimenti anche per il sostegno al trasporto pubblico locale, per la transizione a mezzi elettrici e per incentivare la sostituzione delle caldaie per l'efficientamento energetico delle abitazioni. In provincia di Verona, tragedia, Nogarole e Rocca, un camion di medie dimensioni ha tamponato violentemente un'auto articolato. Siamo lungo la A22, nulla da fare per il camionista, un uomo dell'est Europa, residente in Toscana. I due mezzi viaggiavano verso Modena quando il furgone ha urtato il tir davanti, che probabilmente stava rallentando a causa delle code createsi per un altro incidente già risolto. Ad avere la peggio l'autista del furgone è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. I vigili del fuoco hanno utilizzato divaricatori e cesole idrauliche per estrarre dalla cabina di guida il conducente. Purtroppo, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. 8 i chilometri di coda lungo l'arteria. La tragica morte di Monica Reginato, mercoledì alle 15:30, i funerali della donna precipitata dal Sorapis, a ricordarla il fratello Giovanni. La montagna, la natura, lei era proprio uno spirito libero. Mi ha anche sollevato molto sapere quanto bene le volessero, quanto bene, quante persone l'abbiano ricordata. Sono stati travolti da un'ondata di amore e d'affetto che mai avrebbero immaginato. È Giovanni, il fratello di Monica Reginato, la donna precipitata accidentalmente sabato pomeriggio mentre discendeva il canalone Comici, a parlare con il cuore gonfio di gratitudine. Racconta di Monica come una giovane Heidi della loro infanzia, in cui, seppur abitando in città, c'erano sempre verde e caprette. Il suo cartone animato era Heidi, lei si immaginava di essere Heidi, avevamo un bel giardino, saliva sugli alberi e aveva proprio questa passione per la natura. Non li univa la passione per la montagna, ma un amore fraterno e la dedizione per il lavoro nel negozio di mamma e papà. Da quando avevamo 12 anni i sabati li passavamo in negozio e con la famiglia, con i genitori naturalmente si lavoricchiava tra virgolette, nel senso che si dava una mano, e poi appena diplomata, prima lei e poi io, abbiamo cominciato subito. Tanti anche i clienti che in questi giorni si stanno facendo vivi con la famiglia. Monica c'era. Sempre solare, sempre sorridente, sempre a disposizione degli altri. Ha accettato Giovanni la dura legge della montagna, più dura sarà per la mamma di Monica. Monica, che amava profondamente i nipoti, li aveva anche portati in montagna con sé. Mercoledì alle 15:30 saranno tantissimi a volerla salutare nel Duomo di Castelfranco Veneto. Un funerale che è stato anticipato, come racconta proprio Giovanni, anche per lei. Per Monica stessa, che è giusto che riparta per il suo viaggio. È stato denunciato dai finanzieri di Schio l'evasore totale che non aveva dichiarato al fisco, pensate, ricavi per oltre 300.000 euro. Schio non presentava alcuna dichiarazione fiscale dal 2016, occultando ricavi per oltre 300.000 euro e percepiva inoltre da circa 2 anni anche il reddito di cittadinanza. È stata la Guardia di Finanza a identificare un evasore totale, un lavoratore autonomo nel settore edile, che ora dovrà spiegare al giudice la sua condotta. Avrebbe incassato complessivamente oltre 13.000 euro come sussidio, presentando documentazioni che non sarebbero state veritiere, e per questo è stato segnalato all'INPS e all'Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte evase e per le somme indebitamente erogate. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati, ripartiamo dalla politica, uno sguardo alle europee con i candidati che il PD del Veneto ha presentato. I candidati veneti saranno Alessandra Moretti, che già era stata parlamentare nella precedente legislatura, Alessandro Zan, che è parlamentare nazionale, che si candiderà sia nella circoscrizione nord-ovest che in quella nord-est, quindi la nostra, Andrea Zanoni, un consigliere regionale,
impegnato su molte delle questioni ambientali, Ivan Pedretti, un sindacalista che ha operato a lungo nel Veneto e che attraverso la sua voce potrà farci avere un'attenzione particolare al mondo del lavoro e a quello anche dei pensionati. Questo il poker di candidature che il Partito Democratico Veneto si gioca in vista delle europee dopo il via libera definitivo da parte della segretaria Elly Schlein, che sarà capolista nelle circoscrizioni del centro e delle isole. A nord-est infatti il primo nome sarà quello del presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che è pronto a lasciare Bologna per Bruxelles, dando di fatto chiusa la partita sul terzo mandato. La sua presenza anche in Veneto io credo sarà molto importante per parlare al nostro tessuto produttivo fatto di piccola e media impresa, molto simile nel campo della manifattura, del turismo, a quello dell'Emilia Romagna. Mondo dell'impresa che secondo Martella va accompagnato nelle tante transizioni in corso, digitale e green su tutte. Naturalmente accanto a questo dobbiamo anche avere una grande attenzione al lavoro e ai lavoratori, perché le transizioni non devono essere ingiuste, devono mettere comunque al centro il reddito e l'occupazione, ed è l'altra grande questione di cui noi ci occuperemo. Giustizia sociale quindi, che non può prescindere dal salario minimo, già in vigore in diversi paesi europei. Per garantire una retribuzione equa a molte persone che adesso sono sotto una certa soglia che noi abbiamo indicato in 9 euro. Governeremo fino alla fine della legislatura e anche le prossime. Questa è la previsione del ministro Carlo Nordio questa mattina a Preganziol per la presentazione del candidato sindaco. Il merito però è anche dell'opposizione, dice, è frantumata. Noi abbiamo una possibilità storica oggi di restare dove siamo per questa legislatura, probabilmente anche per la prossima. Questo dipende anche dal fatto che, come sapete, l'opposizione è molto divisa, molto disgregata. Meriti propri ma anche demeriti altrui. Questa è la fotografia politica che il guardasigilli Carlo Nordio ha scattato in mattinata a Preganziola, intervenendo alla presentazione del candidato sindaco dei Meloniani con Lega e Coraggio Italia. I toni sembrano più da analisi che da invettiva. Non so nemmeno se questo sia un bene, perché un'opposizione magari solida e seria serve alla democrazia, invece noi assistiamo che dall'altra parte c'è proprio una specie di quasi di competizione accesa. Noi comunque, ecco, in questo modo esprimiamo l'unità che c'è nel centrodestra, unità che naturalmente non significa ripudio di quelle che sono le identità dei singoli partiti che lo compongono. Certo, le europee, con il voto di lista e non di coalizione, stanno esacerbando le differenze. Ogni partito è pronto ai nastri di partenza con i propri nomi, così Fratelli d'Italia. A Pescara noi avremo il quadro completo, anche perché interverrà la leader sul palco, quindi è il 28. Il deposito delle liste è previsto in Veneto per il 1° maggio. E quindi per quella data avrete nomi e ufficialità di tutte le candidature, a partire proprio dalla candidatura della stessa Meloni, che è poi comunque una candidatura importante e quindi che ha anche riflessi poi sulle eventuali candidature locali. In pista per il Veneto ci sarebbero la sindaca di Portoviro, Valeria Mantovanna, la deputata veronese Maddalena Morgante, il consigliere regionale Daniele Polato. Quanto a Elena Donazzan, ha già iniziato la sua partita, l'ultimo a scendere in campo Luca Spavanetto. Ho sciolto le riserve e il partito mi ha chiesto di fare questa corsa e naturalmente ho accettato. È una sfida che parte dalla provincia di Venezia, naturalmente per tutto il collegio Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna. Il Papa in visita a Venezia alla lunga diretta di Antena 3, partiremo alle 7 del mattino, tutto è in preparazione, anche il maxi schermo a Mestre. Anche Mestre si sta preparando alla visita del Pontefice. Qui nel centro di solidarietà cristiana dedicato a Papa Francesco, voluto da Don Armando Trevisiol, sarà allestito un maxi schermo per permettere a chi ha difficoltà di spostamento di assistere alla messa di domenica 28 aprile. Una decisione presa dall'associazione Il Prossimo, che gestisce il centro e che allestirà il maxi schermo nel settore dedicato all'abbigliamento. Noi fino al venerdì sera alle 18, siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, faremo il nostro servizio normale. Abbiamo scelto chiaramente di farlo qua nel reparto vestiario, che sono 1000 metri quadrati, dove era il più semplice da spostare e il più semplice da attrezzare. E dunque quale posto migliore di farlo qui,
al coperto, faremo uno spazio chiaramente dedicato alle prime file per chi avrà degli handicap e per il resto metteremo tantissime sedie, tantissime poltrone che abbiamo anche nel reparto mobilio e saremo qua a disposizione per tutti quelli che vorranno visitarci. Le porte del centro solidale saranno aperte circa un'ora prima per consentire agli ospiti di arrivare, accomodarsi e prendere posto. Abbiamo pensato a chi non poteva andare e soprattutto anche ai nostri volontari, ai nostri dipendenti, ai nostri residenti dei centri, di dire ci mettiamo finalmente una volta in tranquillità e seguiamo questa messa che il nostro Santo Padre ci ha dedicato a Venezia. Peccato che sta solo 3 ore, però ci sediamo, l'ascoltiamo. L'associazione e i volontari hanno un grande desiderio per quel giorno speciale. Sappiamo che sono 3 ore molto intense, però sappiamo anche che ritorna in elicottero e ho detto magari non si sa mai, allungando solo di 1 minuto la visita sul nostro centro, una benedizione dall'altro, ci servirebbe, perché è 3 anni che siamo aperti, noi l'abbiamo dedicato a lui, Don Armando ci teneva molto al fatto che ci siano questi 2 uomini che ci rappresentano molto e dunque è un sogno, ma se non si realizzerà noi non abbiamo problemi, andremo a trovarlo a Roma. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, un buon proseguimento di serata su Antena 3, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Continua il via vai di flussi perturbati abbinato a correnti di aria fredda che manterranno il clima fresco rispetto alle medie stagionali, oltre che un tempo instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 23 aprile evidenzia una spiccata variabilità, il cielo sarà nuvoloso, avremo precipitazioni diffuse che poi tenderanno a divenire sparse in diradamento ed esaurimento dalla sera. Temperature stazionarie minime tra 3 e 7 gradi, massime tra 10 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino sarà possibile qualche schiarita, a seguire precipitazioni intermittenti e sparse. Soffierà bora moderata con raffiche anche sostenute sul Carso e a Trieste, quota neve intorno ai 600-800 metri. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso sarà nuvoloso con piogge diffuse e con qualche sprazzo di sole in serata. Temperature minime sui 4 gradi, massime intorno ai 12. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.